Un graditissimo ritorno quello di Franco Ciani in terra sarda. Dicevamo fuori onda, seppur per un giorno solo, però onorare quello che è lo sponsor Reale Mutua che vi accompagna nel vostro campionato e che chiaramente è legata anche alla Dinamo Banco di Sardegna. Franco. Ma intanto l'occasione è ovviamente quella legata al marchio del nostro sponsor ed è stato un piacere venire a fare questa partita, aderire a questa manifestazione che per noi aveva però un significato anche tecnico importante. Volevamo testarci con una squadra di livello superiore, del campionato superiore, una squadra affacciata all'Europa e credo che per larghi tratti della partita siamo stati in grado di tenere il campo e questo era un po' quello che chiedevamo. Le sinergie fra nuovi e vecchi e il sistema di gioco credo oggi abbiano avuto lo spunto per poter fare un ulteriore passo in avanti. Poi io personalmente quando vengo qua, quando vedo le maglie della Dinamo, anche se da avversario, le vedo con un tuffo al cuore, perché ovviamente per me è stata un'esperienza straordinaria e quindi con la gente, con il club non ho che bei ricordi, quindi ci torno sempre con grande piacere. Franco, con un campionato, quello Old Wild West, particolarissimo, insomma bisogna combattere dall'inizio alla fine, e come vedi, perché noi a nostro modesto avviso è cresciuto molto il livello? Sicuramente sì, quest'anno poi ancora di più, perché le 6 retrocessioni inducono tutti a costruire squadre nettamente più consistenti, non ci sarà il cuscinetto fra playoff e playout, quindi o cerchi di andare in A1 o cerchi di salvarti e quindi veramente ci saranno tensioni e ogni partita sarà tostissima, per cui tutti si sono rinforzati, il precampionato lo sta dimostrando, battaglie fin da agosto e quindi sarà veramente un'esperienza diversa perché sarà una Lega 2 più competitiva. Praticamente il prossimo obiettivo focalizzato, la Supercoppa. Sì, adesso abbiamo più o meno una settimana di lavoro per la Supercoppa, finalmente dopo tante partite riusciamo a lavorare un pochino, ad allenarci, a mettere a posto e a metabolizzare tutto quello che abbiamo incamerato come input in questo periodo, per cui poi saremo pronti a provare a giocarci le nostre carte. È chiaro che l'obiettivo vero è il 1° di ottobre, però è evidente che lo spirito di questo gruppo è quello di provare in tutte le occasioni a ottenere il miglior risultato possibile. In bocca al lupo e sappi che qua in Sardegna molti tifano per voi. Viva il lupo, un in bocca al lupo che ricambio e sappiate che in continente c'è almeno uno che tifa molto per voi.